Come? Che pazzo? Niente. Ormai che poi sono un povero pensionato. Ah, che cosa? Parlo con voi perché mi va oggi di parlare. E poi la verità, c'ho ospite che vogliono sapere qualche cosa che io so. E io sono contento, sai, di rimanere con questi amici che mi chiedono qualche cosa e io posso rispondere, ma io li conosco bene e conoscendoli bene capisco che sono due persone che vogliono sapere qualche cosa di un ragazzo nato non ricco, anzi posso dire un po' povero, diciamo uno scugnizio napoletano, però la madre in collaborazione del suo angelo custodio ci ha dato una bella voce, però questo ragazzo si è messo a cantare, ha avuto anche la fortuna che la sua età che cantasse, 50 anni aveva. Ora ci va a domandare, a te era un piccerino, a te che ti interessa quanti anni aveva? Però era un piccerino che puoi dire che era prodigio, perché era bravo e ci piaceva la musica, come infatti se non piace la musica non poteva cantare e invece lui cantava e bene. Questo ragazzo ha avuto la fortuna di fare un 45 giri, un disco a 45 giri che si chiamava, il titolo di questo 45 giri era Papà è Natale. Ecco, dice che voleva dire Papà è Natale. Ecco, era su una storia di un padre, per le sue ragioni, non so le sue ragioni quali sono, che si aveva lasciato con la mamma, di questo ragazzo, ma lui sentiva il bisogno anche dell'amore di suo padre, perciò ci hanno scritto questa canzone che lui ricordava. Ciao Sebastiano, ci vediamo fra qualche giorno. Ricordava a suo padre che fra giorni era Natale, la festa Natale, la festa più sacra, e lui voleva ricordare qualche cosa, di passare un Natale con suo padre. Allora lui ha andato da suo padre e gli ha detto: papà, è Natale, fammi ricordare questa grande festa. Ecco, che voleva passare questo Natale con suo padre. C'è stato un bravo autore che ha scritto questa commedia, questa sceneggiata, come volete dire voi dicete, però è una sceneggiata perché era napoletana, era ambientata a Napoli. Il ragazzo era uno scugnizio grazioso, diciamo un bel scugnizio, un ragazzo di quello, si poteva dire, napoletano, con i capelli neri, ricci, diciamo quelli che oggi le ragazze uscirebbero più pazzi solo per lei e per lui e qualche cosa. Ha avuto anche la fortuna di trovare a un finanziatore